Fondazione Radio Magica Onlus presenta Cifra 3. Illustra Elisetta. Stiamo parlando di un bellissimo orologio ideato dall'architetto Gino Valle nel 1966. Essendo anche un incredibile oggetto di design prodotto dall'azienda Solari, lo troviamo esposto al MoMA, Museum of Modern Art di New York City. È uno dei primi orologi senza lancette. Volete sapere com'è fatto? Assomiglia a un cilindro disteso. Può essere bianco o nero, ma anche colorato, rosso, giallo o verde montagna, la tinta dei boschi secolari. L'orologio è composto di 2 rulli di palette affiancati l'uno all'altro e ogni volta che scatta il minuto, il numero cambia. Sembra un gioco di prestigio. Le palette sono come carte da gioco stampate su entrambi i lati. Si sovrappongono e creano numeri diversi. Le origini di questo orologio risalgono a un tempo lontano, nelle montagne del Friuli, nella Carnia, tra le cime rosate e l'aria limpida, com'è da quelle parti. Là tutto è in ordine, tutto è pulito. Da secoli è così. Siamo in Val Pesarina e precisamente a Pesaris. Ma chi ha inventato il primo orologio? Forse un genovese di nome Solari, arrivato quasi per caso da quelle parti. Oppure un abitante di Pesaris, che dopo un giro in Germania ha portato agli altri la conoscenza. La verità non si potrà mai sapere. Ci piace però pensare che gli abitanti di Pesaris abbiano nel DNA la capacità di misurare il tempo inventando gli orologi. Oggi come allora. Nel lontano 1725, l'antenato del Cifra 3, cioè un grande e alto orologio da torre, ha fatto il suo solenne ingresso nella storia. Da quel tempo nel mondo gli orologi solari sono diventati famosi. Tutti ne abbiamo incontrato almeno uno durante i nostri viaggi. Basta guardare in su, mentre siamo seduti in un aeroporto o in una stazione dei treni. Quello che vediamo è l'orologio a cifre, spesso dentro i tabelloni delle partenze e degli arrivi. Pochi lo sanno, ma tutto è partito in questo piccolo paese della Carnia, Pesaris appunto, dove l'eleganza delle architetture è di casa. Se camminate lungo le strade troverete 14 orologi sistemati qua e là davanti a voi, come soldatini solerti e puntuali, qualcuno è più panciuto, qualcuno più colorato. Poi, al centro del paese, c'è il museo dell'orologeria. E tutti, proprio tutti gli orologi là dentro sono pronti a raccontarvi qualcosa. Geniali i fratelli che ci hanno inventato, ma anche i loro figli e i cugini, tutto in famiglia. Mi presento, io sono il primo esempio di orologio a palette. Sono nato nel Novecento e il mio meccanismo è stato inventato da Remigio Solari. Remigio, che genio, ha inventato anche me, che sono un orologio a puntine scriventi. Ehi ragazzi, fermi tutti, sono io quello più famoso, mi chiamo Cifra 3 e sono un orologio a scatto di cifre. E che scatto? Tac! E poi di nuovo tac! Ogni volta che cambiano i minuti scatta la cifra. Che meraviglia! Anche se sembra magia, questa è pura tecnologia. È un meccanismo che quasi ti ipnotizza. Il 2 che diventa 3 e lo fa quasi danzando, e quando arriva il 10, 1 e 0, allora comincia un bel tango fra i numeri, una vera e propria danza in cui le 2 cifre scattano insieme al passare di ogni minuto come 2 ballerini stretti stretti. E dunque, se andrete un giorno a New York City e vedrete il Cifra 3 con il numero di serie 719-1966, tornate indietro con il pensiero alla Val Pesarina, chiamata anche la Valle del Tempo, a quell'atmosfera linda, immersa nel Settecento, di uomini al lavoro, che costruivano orologi con la precisione di uno scienziato e con il talento antico di un falegname.
Fondazione Radio Magica Onlus ha presentato Cifra 3, orologio disegnato da Gino Valle, prodotto dalla Solari di Udine dal 1966, Museo dell'Orologeria di Pesaris. Tutti i racconti del progetto Smart Radio sono disponibili su www.radiomagica.org.